Amici bellini, eccoci qua, in conferenza, quindi noi abbiamo cose da dire, da analizzare, da rivedere, da riascoltare, perché è un'altra finale, non avevamo alcun dubbio. Cominciamo! Amici bellini! It's not easy. Like you. Oh no, devo parlare italiano perché. Salve, Valerio. Non è facile. Non è facile. It's not easy to do that shit on the fucking field. No, sì. Sì? No o sì? Sì. Venite con me. Calma, perché non è successo niente. Assolutamente niente. That's a goal. That's another goal. Let's go. Calma. Allora, amici belli, come vedete mi fanno male un po' le cosce, perché avete visto, insomma, si è lavorato sul campo. Il mal di schiena a me è passato, evidentemente non era quello di Kvara, che ancora soffre. Benvenuto Pierpaolo Marano, che non è Pierpaolo Marino, ma siamo lì. Quindi benvenutissimi anche, vedi, che è proprio l'Udinese che ci ascolta, eccetera eccetera, che lascia i like come voi. Quindi voi lasciate più like dell'Udinese che controlla i nostri video, proprio per avere anche delle informazioni sulla formazione probabile iniziale. Spalletti non si sbottona, a me comunque non glielo chiedo, non fanno domande su Ostigard, chi è meglio Lozano, è meglio Politano, non se ne parla, e noi dobbiamo andarcene per un'idea. Ovviamente io ho seguito, ragazzi, ieri non è uscito il video, ho capito un po' il che fare, un po' le cosce che facevano, ma io sto guardando tutto, io sto osservando, perché noi vigiliamo, che noi vigiliamo, sono 30 anni che noi vigiliamo, ma da prima, da quando c'era Maradona, insomma noi guardi, sappiamo, no? Giocare contro tutti, lo sappiamo benissimo, ce lo diceva Maradona, quante volte lo dobbiamo rivedere, e in tantissimi mi avete scritto ieri, ma hai visto che è successo, il rigorino, eccetera eccetera, ecco, quello conosci, non si fa. A me è questo che mi deve. Parlatene voi arbitri subito dopo e descrivete, perché ve l'ho detto altre volte, il dio del calcio molto spesso mette episodi simili molto vicini tra loro, quindi capita Osi che non riesce a togliere la mano, quello pure una palla inaspettata. Allora perché si parla di palla inaspettata solamente in alcuni casi e in altri no, e si dice che fallo di mano, vai, gli si fa la domanda anche a Spalletti e ci arriveremo. Che noi vigiliamo non succede niente, che noi urliamo il nostro sdegno, la paura e le preoccupazioni, non succede niente. Le cose che devono succedere nelle sedi opportune, davanti a certe telecamere, con personaggi che se lo possono permettere. Vedi quelli, vedi quell'altro, vedi l'anno scorso come è successo, lo abbiamo detto già. Se siamo davanti a tutti, noi ridiamo, si ride e si gioca veloci. Spalletti la individua. Spalletti non è che non lo sa, Spalletti lo sa bene. Andiamo a vedere però più 8 mentalmente come si gestisce questa cosa. Si parte dal più 8 o dalla difficoltà che si sono trovati anche con l'Empoli. A noi non cambia molto quello che succede negli altri campi, è chiaro, lo dice Spalletti tranquillamente. Se qualcuno poi stecca ci fa piacere, perché chiaramente cambiano le distanze. Spalletti ci tiene a ricordare, sì, qualche difficoltà con l'Empoli, ma l'abbiamo meritata, sottolineiamo più volte che l'abbiamo meritata, perché abbiamo fatto quello che volevamo fare.
fare e mancano, dice Spalletti, 72 punti, quindi non abbiamo fatto ancora niente, un po' di pompieraggio generale che è giusto, e se le altre insomma inciampano noi stiamo là, e se facciamo quello che è il nostro dovere noi stiamo là e hanno voglia di organizzarsi e di fare, noi teniamo gli occhi aperti, e non serve a niente tenere gli occhi aperti, se vogliono fare lo fa. L'importante però è che questa squadra, e uno alla volta lo potremmo analizzare, sono giocatori che soffrono questa cosa qua secondo voi? Oppure è un gruppo un po' più fresco che ci pensa di meno al retropensiero, che magari i vari Insigne, i vari Ospini, Mertens, Koulibaly hanno già visto in passato? Secondo me questo potrebbe essere un vantaggio. L'Udinese non è una trappola. L'Udinese è difficile e basta, e ci ricorda tutte le partite che l'Udinese ha vinto. È chiaro, batte la Roma, batte l'Inter, batte la Fiorentina, mette in difficoltà tante squadre. Attenzione, non è una trappola. L'Udinese è una di quelle squadre che comincia bene perché ha quei giocatori sempre che individua giocatori di qualità, e quando giocano senza pressione, perché l'Udinese non ti dà pressione come ambiente, possono fare degli scherzetti importanti. Quindi attenzione. La variabile dei mondiali, quali difficoltà, eccetera eccetera, lui individua, Spalletti cerca di parlare di campo, quindi individua le ripartenze loro velocissime, ma questa partita, dice Spalletti, non ci deve mandare in vacanza. Ecco, e qua questa è pure risponde già alla domanda di dopo, dove lui abbozza e dice sì, è una finale, ma no. Perché se fosse una finale noi vinciamo, alziamo un trofeo e andiamo in vacanza, e invece no, noi dobbiamo vincere questa partita, non alziamo nessun trofeo, e questa serve per la prossima, come i like che voi lasciate. I like che lasciate al video servono al video successivo, perché non sono video finali. I video finali tu dici, benissimo, 100.000 iscritti, il video finale, ecco qua la targa. No, non è così. Noi dobbiamo sempre per la prossima, perché se no, che cambio fa? Non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto assolutamente niente, perché dietro si affannano, e cercano di recuperare punti, se ne si tolgono qualche punto tra di loro, e mi fa piacere che Spalletti utilizza un termine che io ho detto azzannare, il Napoli deve azzannare, l'avete visto negli ultimi video, azzannare l'avversario. Spalletti dice sbranare. Siamo lì, sempre zanne, sempre coi denti belli affilati. Insomma, Spalletti si guarda i video e non lascia i like. Anghissà, il contratto, bellissima questa cosa che ci dice Spalletti, dice io l'ho incontrato dopo il contratto, che ha firmato il rinnovo del contratto, molto bene Napoli. E lui dice, sei contento? Sì, sono contento, però solo se vinco domani. Beh, bravo Anghissà, bravo, perché alle volte questi contratti che si firmano durante la stagione possono portare uno a quello scarico, sai, ho ottenuto il rinnovo di contratto, apro una bottiglia e mi rilasso. No, c'è più problema, mi rilasso, mi mantengo un attimo perché poi devo andare ai mondiali, magari, però se Anghissà ha detto così a me sta bene e ci credo. La preoccupazione, quali possono essere le preoccupazioni? Se vengono i pericoli noi poi li gestiamo e ci pensiamo. Nel frattempo si ride e si gioca veloci, cioè giocare veloci è proprio la risposta alle difficoltà che abbiamo incontrato nella partita di Empoli, e poi si ride, cioè stare sereni, stare tranquilli, senza pressioni addosso. Andiamo già all'ambrabam tattico che siamo quasi pronti per mettere i giocatori in campo. Si ride, io me la rido, come Bobotta che viene fermato da tutti i tifosi, i giovani tifosi, sei il centrocampista più forte del mondo, come stai frisco. Che bello, se l'è meritato sul campo, e io ho praticamente il fisico di Lobotka dell'epoca, l'avete visto, però il piedi, però insomma, dietro un po' con il corpo, ma non è importante. Allora, è una finale questa qua? Spalletti dice sì, e poi accenna però a quella che sarà la tournée, cioè sì, finale eccetera eccetera, però noi questa poi partita, come ha detto prima, è una partita che dobbiamo vincere non per andare in vacanza ma per continuare a lavorare bene per la prossima, e quindi dobbiamo vedere come ci organizziamo per la tournée, e poi se ne parlerà ancora perché dice qualcosa, noi siamo andati a visionare in Turchia,
qualcosa ci convince, qualcosa di meno, ci fidiamo dei nostri preparatori, ci fa dei complimenti assinatti e vediamo cosa, perché è tutto nuovo, ragazzi, è un'esperienza nuova, non si può fare il paragone con la Russia dove tutte le squadre già sanno che è così e sono abituate così, quindi il discorso Spalletti-Russia dove si fermano d'inverno e poi ricominciano e Spalletti ha vinto, lui lo abbozza, dice dobbiamo vedere come funziona. E poi la sosta, la testa di chi resta, sì, come si organizza per chi rimane, si osservano i giocatori, se qualcuno si sente troppo vacanziero gli stiamo addosso perché dovranno lavorare, ci fermiamo ma non ci fermiamo e dobbiamo lavorare e metterci al pari. L'Udinese prendono i migliori e lo sappiamo, noi abbiamo la migliore panchina, la rosa è forte, se ti alleni bene quando non giochi, cioè i famosi panchinari, i famosi titolari dei 30 minuti che devono stare sempre sul pezzo per essere pronti quando vengono chiamati in causa. Io ho più problema a parlare con voi giornalisti e non con i giocatori, con i giocatori parliamo lo stesso linguaggio, quindi non c'è problema. Gli si chiede della Russia, gli si chiede un po' del rigorino. Spalletti chiude il discorso dicendo che non ci riguarda, ma sapete perché non ci riguarda? Semplicemente perché ci siamo meritati, adesso non ci riguarda, perché ci siamo meritati sul campo quel vantaggio che loro praticamente possono affannarsi quanto vogliono, e questa poi è anche mentalità vincente. Voi affannatevi, fate polemiche, parlate del Napoli in un certo modo, dite che non abbiamo meritato eccetera eccetera, però nel frattempo noi stiamo lassù, e stando noi lassù dietro si devono affannare proprio a cercare queste cose, a cercare di farci cadere anche mediaticamente. Non ci riguarda, dobbiamo pensare a noi, però è importante. Dice, io me li sono guardati tutti i giornali quando parlavano del nostro rigorino, poi li dobbiamo così, se li mettiamo tutti insieme si ride, e poi fa anche il paragone col rigore, quello con il Lecce. Insomma, Spalletti cerca di non dare peso a questa cosa qui, anche secondo me per non dare alibi ai giocatori, che questo è stato un leitmotiv di tutti gli anni, quindi non dobbiamo dare alibi ai giocatori e diciamo che se noi ridiamo e facciamo il nostro dovere, dietro veramente si possono affannare. Quest'anno, ragazzi, mi sono esposto tremendamente, si deve vincere lo scudetto quest'anno e secondo me Spalletti lo sa, niente alibi a nessuno, affannatevi, fateci vedere schifezze che ci faranno ridere, sorridere e piangere quando facciamo il va rivista, perché va rivista questa classifica, va rivista il modo, le modalità in cui voi fate gli arbitri e non parlate dopo. Però se noi stiamo lassù, se noi facciamo sempre un gol più dell'avversario nonostante tutto, si ride, ma si ride. Quindi 54 gol fatti, la migliore risposta a tutte le polemiche, non c'è dubbio. Come si sente leader, il tifo contento eccetera eccetera, il tifo è la borraccia che dà l'ultimo sforzo al maratoneta eccetera eccetera. Sono contentissimo, non si vede, Kvara sta ancora male. Allora, penso che ci dobbiamo mettere Meret, non Havas, Meret. Credo che terzino destro questa volta sarà Di Lorenzo. Credo che Kim giocherà titolare ancora una volta. Ultimo sforzo, il ragazzo. Sono belli tutti quei video che mi mandate dove Kim fa tostissimo in campo e fuori dal campo. Qui potremmo rivedere JJ dopo aver visto Ostigard, un po' di velocità. Qua ragazzi, siamo quasi alla questione Politano-Lozano con JJ e Ostigard, perché Ostigard comunque ha dimostrato qualità nei colpi di testa senza dubbio, quindi l'altezza di JJ non ha la meglio sui colpi di testa e l'elevazione di Ostigard, però JJ da Spalletti è considerato più veloce e secondo me anche in impostazione un po' più pulito, quindi se abbiamo avuto un po' di lentezza nel far girare palla, JJ potrebbe essere la soluzione. Poi se intorno a Beto, intorno alla prima punta gira Deulofeu, questa velocità dovrà essere importante. Parlando di quinti che si buttano, possiamo riimmaginare Oliveira qui, Mario Rui potrebbe essere anche un pochino dispiaciuto dalla non convocazione, lo mettiamo sempre tra le possibilità. Lobotka mi dispiace ma deve fare uno sforzo, credo anche Anghissà che l'ho visto in crescendo, e io insisto rimettendo Zielinski qua perché la qualità poi del polacco sarà fa la differenza quando il polacco sta bene. Qui ho sentito tanta gente dire Raspadori, io ci rimetto Elmas perché se poi l'Udinese manda i quinti lontani, le solite cose così, un po' di fisicità di chili e di altezza secondo me, e poi segna su Aglione, quindi io qua ci metto Elmas con Raspa subito a seguire. Qua ci mettiamo sempre Simeone titolare con l'occhiolino perché Osimhen crea scompiglio e non c'è tutto.
più, ce lo scriviamo perché ci fa piacere. E qui siamo alle solite, in questo caso per una logica di alternanza, come facciamo sempre, lo Zano, che poi mi è sembrato in una forma straordinaria, lo mettiamo qui. E questo dovrebbe essere, a mio avviso, la situazione. Non credo che chissà, però ovviamente c'è un Dombele che puoi mettere sia qua che qua. A me veramente non sta dispiacendo, io lo sto osservando bene, ci sono delle cose che fa che sono molto efficaci, ma è molto diverso da tutti gli altri. Ecco perché alle volte ci sembra che non funziona proprio benissimo con Dombele. Però ragazzi, l'impianto di squadra è questo, sappiamo il Napoli come si deve comportare, i comportamenti chiesti da Spalletti, cerchiamo di non guardarle queste cose. Io commento solamente una cosa, se al commento poi mediatico, perché all'interno della partita, durante la partita va benissimo, in pochi secondi gli arbitri devono decidere, anche in sala VAR tu vedi, rivedi, però devi dare una risposta, magari ti sfugge qualcosa, tutto va bene, tutto può essere. È il dopo spesso che non mi convince, perché il dopo, quando si tratta di alcune squadre, ma proprio con tranquillità lo dico, quando si tratta di alcune squadre si liquida e si dice sei un po' generoso, andiamo avanti, forse non c'era, andiamo avanti, forse c'era, andiamo avanti. Per altre ci si affanna e si trovano tutte le cose, si pigliano i regolamenti di qualche anno fa, adesso questo regolamento è cambiato, la parola si trova la parola giusta per convincere addetti ai lavori e tifosi che va tutto bene o che si è stati danneggiati in un certo modo. Questa poi è la differenza che ad alcuni tifosi dà fastidio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, il miglior giocatore del mese per me non era Leao, ma se non lo vuoi dare ad Osimhen che ha segnato tutte le partite ed è stato un castigo di Dio, almeno lo devi dare a Barella. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.